Ancora un agguato agrigentino in Belgio. Un uomo originario di Favara, Rino Sorci, 51 anni, proprietario della pizzeria Grande Fratello a Sclassen, periferia di Liegi, è stato ucciso mercoledì notte con diversi colpi di arma da fuoco nel momento in cui ha messo fuori dal proprio ristorante. Era appena uscito in compagnia del suo braccio destro dal suo locale, non accorgendosi che un'auto che stazionava nei paraggi avesse intrapreso il cammino verso di lui. Nei pressi dello stadio dello Standard Liegi, dal finestrino posteriore dell'auto è partita una raffica di colpi. Secondo i risultati della balistica, l'arma da cui sono stati esplosi i proiettili corrispondeva ad un Kalashnikov e alcuni proiettili avrebbero colpito le facciate dei negozi circostanti. È stata predisposta per oggi l'autopsia. Potrebbe esserci un unico filo conduttore che lega gli omicidi di Rino Sorci, il ristoratore favarese freddato da colpi di mitra all'uscita del suo locale mercoledì sera, Mario Iachelic, il 28enne empedoclino, ucciso in un condominio di Liegi il 14 settembre scorso, in cui è stato ferito gravemente Maurizio Di Stefano, 40 anni, anche lui di Favara, e Carmelo Ciffo, operaio 42enne di Porto Empedocle, ucciso a colpi di pistola davanti al supermercato a Favara nell'ottobre 2016. Ed è proprio nella ricerca di un filo logico che le forze dell'ordine stanno concentrando gli sforzi investigativi. È la sera del 14 settembre 2016 quando in un condominio di Liegi in Belgio viene esplosa una raffica di colpi all'indirizzo di due agrigentini, Mario Iachelic, 28 anni di Porto Empedocle, che viene colpito mortalmente alla testa, e Maurizio Di Stefano, 40 anni di Favara, ferito ai polmoni, alle gambe e alla milza, ma miracolosamente scampato all'attentato. Almeno una ventina i proiettili esplosi. E poi, ora di punta, in via Corso Vittorio Veneto, una delle vie più trafficate e affollate di Favara, davanti al supermercato Paghi Poco, Carmelo Ciffa, 42 anni, di Porto Empedocle, viene raggiunto da 4 dei 7 colpi di pistola calibro 9 sparati nei suoi confronti. Dopo un tentativo di fuga verso l'interno del market, Ciffa muore per le ferite riportate al collo e al torace. L'indagine è stata affidata alla squadra mobile di Agrigento, guidata da Giovanni Minardi, ma sia i carabinieri di Favara, del tenente Morandi, che quelli della compagnia di Agrigento, guidati da Ernesto Fusco, sono particolarmente attenti.